Con Gigi Nuotto, allenatore dell'Atletico Pietraia, oggi è arrivata la quinta sconfitta in campionato. Quello che è emerso maggiormente è stata però la differenza tra il primo e il secondo tempo. Un primo tempo davvero importante il vostro, dove avete risposto colpo su colpo allo stintino. Dopo aver subito il 2-1 però siete crollati, che cosa è successo? Ma questa è una cosa che poi cercheremo di analizzare in settimana. In effetti oggi eravamo bene partiti al primo tempo, abbiamo anche colpito due pali, nonostante il gol di svantaggio subito, che poi tra parentesi è venuto da un fallo laterale, quindi un po' di disattenzione ci è costato il gol del vantaggio, però abbiamo reagito bene, tant'è che siamo rientrati subito in partita nel stesso tempo pareggiando. Purtroppo ci sono stati 5 minuti di blackout e quella frazione di gioco ci ha comunque compromesso il risultato finale, che in effetti è anche abbastanza bugiardo per quanto riguarda magari il risultato troppo severo per quello che si è visto in campo, però il calcio è questo, nel senso che bisogna accettare il responso del campo, vince chi fa il gol, anche se la squadra che per 80 minuti ha tenuto bene il campo, i 10 minuti ci sono stati fatali, ma i 3 punti comunque sono per la squadra avversaria che comunque alla fine li ha meritati. Certamente per noi 5 gol al passivo sono anche non un giusto viatico per il morale. Adesso cerchiamo di ripartire domenica prossima, giocheremo in casa con la Sassari, vediamo un po' di rompere il tabù e cercare di arrivare alla prima vittoria, perché chiaramente di questo passo diventa difficile non solo salvarci, ma cercare di arrivare anche ai playout. Bene, senta mister, volevo sapere dove in queste prime giornate di campionato ha trovato più difficoltà nella squadra, in quale reparto secondo lei sono emerse più difficoltà? Ma sarebbe facile dire l'attacco, perché comunque con 2 gol all'attivo chiaramente l'attacco è un po' orfano, però certamente dobbiamo anche valutare la difesa, perché comunque con i 5 gol di oggi mi sembra che siamo già a 13-14 gol subiti, quindi sicuramente non stiamo andando bene in nessun tipo di reparto, perché a questo punto i numeri parlano chiaro. Chiaramente si cercherà di riparare a dicembre quando c'è il mercato, se la società sarà in grado di prendere 2 o 3 giocatori, vorrà prendere 2 giocatori, probabilmente potremo giocarcelo. Certamente in questa situazione sarà difficile, naturalmente non ci tiriamo indietro, perché la squadra comunque è giovane, oggi avevamo in campo 2 o 3 91, quindi la squadra è comunque giovane, poi sono ragazzi che esordienti nel campionato di prima categoria, quindi questo qua ci sta penalizzando più del dovuto. Vediamo se riusciamo a invertire la tendenza, però credo che se non arriva qualche rinforzo sarà dura. Senta, le faccio l'ultima domanda, volevo sapere quanto sta pesando l'assenza, o meglio la partenza di Ippoliti, un giocatore che forse l'anno scorso faceva reparto da solo, se vogliamo. Ma quello sicuramente, il fatto è che fosse stato da sostituire il solo Ippoliti sarebbe stato più semplice la cosa. Purtroppo rispetto alla squadra che l'anno scorso comunque si è ben comportata, arrivando in quinta posizione, abbiamo 13-14 giocatori in meno, quindi abbiamo comunque dovuto rifondare tutto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Io parlavo di Ippoliti perché forse era quello che l'anno scorso, a parte ha realizzato comunque diversi gol, poi è uno che ha caratteristiche tali da poter fare più ruoli davanti anche. Stiamo parlando di un giocatore di categoria superiore, non a caso gioca quest'anno a Italy in eccellenza. È un ragazzo squisito anche dal punto di vista umano, con noi è stato 2 anni e mezzo, ha fatto quasi 50 gol, quindi questo dice tutto, ma certamente non è un giocatore che può cambiare le sorti di qualsiasi squadra. Purtroppo noi, ripeto, quest'anno abbiamo scelto la linea verde, al momento non sta pagando, però speriamo di invertire la rotta e cercare di fare qualche punto in più da qui in avanti, poi vediamo se possiamo rinforzarci in qualche modo. Va bene, grazie a Gigi Nuotto e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie.